Vigili a San Fiore per un 75enne morto carbonizzato dopo essere stato investito da un ritorno di fiamma mentre accendeva la stufa. A trovarlo a terra esanime una vicina. Quella di San Fiore è una comunità sotto shock, una tragedia che ha colpito tutti, ci dice il sindaco Giuseppe Maset, che poi aggiunge mancano risorse adeguate da destinare al sociale. Ancora in corso a Spresiano le operazioni di spegnimento del capannone dell'ex R41, confortanti gli esiti delle analisi dell'ARPAV sul rischio inquinamento, tra le cause al vaglio un gioco finito male. Processo d'appello per la morte in A28 delle cugine Sara Rizzotto e Jessica Fragasso. Manca una querela, il pirata potrebbe beneficiare di uno sconto di pena e l'assicurazione offre per Sara un risarcimento di soli 30.000 euro. Chi attacca l'autonomia attacca il capo dello Stato, parole queste pronunciate dal presidente del Veneto Zaia, che hanno suscitato una bufera politica, intanto pronti uomini e mezzi da inviare in Turchia. Eseguita l'autopsia sul corpo di Igor Schiocchetta, l'imprenditore di Trichiana, morto precipitando con il suo elicottero sul greto del Meduna a Sequals. Nessun malore, ora si procederà ad una perizia sui resti del velivolo. Ieri l'attacco hacker a migliaia di aziende italiane e straniere è allarme per la privacy. Per gli esperti trevigiani occorre alzare il livello di guardia, milioni di dati a rischio anche nella Marca. Buonasera, ben ritrovati con le notizie da Treviso e provincia, questi i titoli dell'edizione di stasera, ma apriamo subito presentandovi il sondaggio che si occupa di uno dei temi maggiormente discussi in questi ultimi giorni, ovvero il 41 bis, il quesito al quale vi chiediamo di rispondere, lo vedete ora in sovrimpressione. Togliere il 41 bis a Cospito, 0422 16 26691 se la vostra risposta è sì, 0422 16 26690 se la vostra risposta è no. L'esito del sondaggio questa sera nel corso di Ring. Adesso l'ampia pagina di cronaca a partire dalla tragedia che si è consumata questa mattina a San Fior. Angelo Pescador, 75 anni, è morto avvolto dalle fiamme. A trovarlo a terra nel giardino di casa una vicina. Sono venuto fuori e ho fatto quel che ho potuto fare. Ormai era già morto. Ho preso una coperta perché mi pareva che ci avesse freddo. Così la signora Rosetta ha raccontato quei momenti drammatici quando ha trovato Angelo Pescador, 75 anni, a terra. Tutto è accaduto intorno alle 6 del mattino. L'anziano, che vive da solo in casa, ha acceso il fornello della cucina, poi probabilmente per scaldarsi ha dato fuoco alla legna della stufa utilizzando del liquido infiammabile. In un attimo si è consumata la tragedia. Forse un ritorno di fiamma lo ha colpito. Lui era ho tirato fuori, era ancora un po' di braccia. non si muoveva, era proprio non respirava più. Avete subito chiamato ovviamente? Abbiamo chiamato tutti perché chiama uno, chiama l'altro, dopo sono arrivati tutti insieme. Sul posto i medici del SUAM 118 che non hanno potuto fare altro che confermare il decesso dell'anziano, i vigili del fuoco e i carabinieri di Conegliano. Com'era il signor Angelo? Era una persona tranquilla, ristretta nella sua casa, aveva amicizia con poca gente, con me e altri, se serviva qualcosa, ma era per conto suo una persona tranquilla. Ogni tanto la signora Rosetta gli portava da mangiare, qualche chiacchiera. Lui amava, ci dicono, vivere nella sua casa ed essere autonomo. Aveva una sorella ed un nipote. Era una brava persona. Mi diceva appunto abitava da solo? Sì. Non aveva nessun familiare? Sì, una sorella e un nipote. Altro non so. Una tragedia quella che è avvenuta. Sì, mi dispiace tanto. Una tragedia che ha colpito l'intera comunità di San Fiore, racconta il sindaco Maset, che poi aggiunge mancano risorse per il sociale. Angelo Pescador, nonostante i problemi fisici, aveva scelto di rimanere nella sua casa, quella casa dove aveva sempre vissuto. Qualche tempo fa, ci hanno raccontato i vicini, era caduto e si era fatto male. Dopo essere uscito dall'ospedale aveva voluto tornare in via Campodardo. Era seguito dai servizi sociali? Sì, seguito non in maniera continuativa ma saltuariamente, perché vedi come anche queste situazioni, persone dignitose del nostro territorio, anziani che preferiscono, perché li portavano i pasti, a un certo punto ha rinunciato anche ai pasti, per dire, poi un anno fa era stato ricoverato e dopo dimesso è stato appunto seguito ancora e mandato i pasti. Però vedi, sono veramente situazioni che mi lasciano col cuore spezzato. Situazioni come quella del signor Angelo ce ne sono molte, ma non solo, tutto il sociale è a rischio. Però nei piccoli comuni qua, io volevo sottolineare ancora, per il sociale
non ci sono né fondi né personale, oppure il personale è limitatissimo, i fondi anche. I comuni, dice il sindaco, devono mettersi insieme, devono fare rete per affrontare queste emergenze. Adesso ce lo impone la Regione, a breve dovremo trovare una soluzione perché ci è richiesta, è assolutamente indispensabile che si facciano progetti e programmazioni assieme ai comuni, perché nel singolo comune, di fronte alla donna vittima di violenza, all'anziano solo con bisogni magari anche di casa e di assistenza, non ci sono risorse. Per fortuna, ha terminato il sindaco, che ancora esiste la solidarietà dei vicini e di qualche cittadino che aiutava Angelo, ma questa cultura di comunità si sta perdendo e bisogna trovare soluzioni immediate. Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento e bonifica dell'incendio divampato nel tardo pomeriggio di ieri nei capannoni dell'ex R41 Spresiano. Notizie confortanti dai rilevamenti dell'ARPAV, mentre si fa sempre più concreta la pista del dolo. Non c'è al momento criticità ambientale a seguito del rogo nei capannoni dell'ex 41 di Spresiano. Il comunicato dell'ARPAV è stato diffuso nel pomeriggio dal sindaco Marco Della Pietra, che comunque raccomanda di tenere chiuse le finestre e di lavare bene quanto raccolto negli orti. Un comunicato che dovrebbe tranquillizzare la cittadinanza, nonostante il fumo incessante anche per tutta la giornata odierna sia innalzato dai capannoni dismessi lungo la Pontebana. Hanno continuato a bruciare gli ultimi bancali di trasferibili, questi fogli di plastica con lettere che venivano utilizzate prima delle stampanti, soprattutto per il disegno tecnico. L'R41 era un'azienda di fama mondiale, ma che con l'innovazione non è fallita, ma semplicemente ha chiuso, trasferendo la proprietà dei capannoni ad una immobiliare. Dentro quintali di prodotto finito, di semilavorati che da ieri sera in fiamme stanno impegnando diverse squadre di vigili del fuoco che oggi stanno provvedendo a smassare dopo aver combattuto per tutta la notte con l'incendio. Il momento più delicato è stato allontanare le fiamme dalla confinante Vetrotecnica Ligure, con i titolari disperati per quanto sarebbe potuto accadere. Siamo arrivati con il cuore in gola, ma per fortuna non ci ha preso. Già da ieri sera sono partite le indagini dei vigili del fuoco per capire le cause che hanno provocato l'incendio. Pare ci siano pochi dubbi sul dolo, considerando che da 30 anni non c'è fornitura elettrica di alcun tipo e non c'è produzione, mentre al contrario da tempo si ripetono segni di intrusione nell'area. Io posso dire che noi, essendo confinanti, 2 o 3 anni fa abbiamo cambiato la rete di confine e tempo un mese e mezzo era già rovinata e rotta. Quindi molto probabilmente di notte c'è un via vai, un passaggio di gente. 2 le ipotesi al vaglio del nucleo di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco. Il tentativo di riscaldarsi per degli sbandati che avrebbero trovato rifugio per la notte in questi locali, ma la più probabile sarebbe il gesto avventato di un gruppo di ragazzini che si sarebbero introdotti nell'ex fabbrica per gioco. Come avete sentito, le rilevazioni dell'ARPAV sulle possibili conseguenze per l'aria diffuse oggi pomeriggio dal sindaco Marco Della Pietra sono confortanti. Primo cittadino comunque preoccupato per la salute dei suoi cittadini, chiede provvedimenti perché episodi come questo non si ripetano. Non è possibile che vi siano edifici in disuso da 30 anni ancora pieni di materiale. E questa è la considerazione del sindaco di Spresiano per quanto accaduto nei capannoni dell'ex 41 domenica pomeriggio, perché al di là del dolo c'è un vero e proprio problema ambientale quando strutture produttive vengono dismesse e macchinari, arredamenti ma soprattutto rimanenze merci giacciono per decenni dimenticati nei magazzini. Materiali che possono diventare vere e proprie bombe chimiche, come pare potesse succedere se l'incendio avesse aggredito un altro capannone del sito dismesso lungo la Pontebana. Da quelle che sono le notizie che trapelano, pare che effettivamente siamo stati anche fortunati che non abbia preso fuoco un altro capannone dove sono stipati quintali di vernici. Per questo il sindaco chiede una legge che prevenga situazioni come queste, con assunzioni di responsabilità sia ambientali che economiche di proprietari o gestori. Forse anche a livello statale ci vorrebbe una legge che imponga ai proprietari o a chi gestisce tali aree, siccome poi mi risulta essere anche una cosa piuttosto diffusa in tutta la nostra provincia, di bonificarle perché altrimenti si rischiano danni enormi. A Trieste processo d'appello per la morte in A28 tra Azzano X e Villotta delle cugine Sara Rizzotto e Jessica Fragasso, con il pirata che potrebbe beneficiare di uno sconto di pena.
Processo rinviato al 26 aprile per la mancanza di una querela, pena per l'imputato che da 7 anni rischia di scendere a 6 anni e 4 mesi e un risarcimento per la vita di Sara Rizzotto proposto dall'assicurazione straniera del mezzo al cui volante quella sera si era messo l'imprenditore bulgaro Dmitry Trikov di appena 30.000 euro, una cifra considerata ridicola. Sono le novità arrivate dall'udienza di appello per il tragico scontro in A28 in cui nel gennaio dell'anno scorso morirono Sara, 26 anni, e la cugina Jessica Fragasso, di 20. Secondo la riforma Cartabia, per contestare le lesioni gravi e gravissime patite dalle figliolette di Sara, occorre che il papà presenti formalmente querela, altrimenti il 62enne, attualmente ai domiciliari, potrebbe beneficiare di uno sconto di pena. Già è poca, 7 anni, e sarebbe ridotto a 6 anni e 4 mesi con questa querela, però se riesce a presentarla entro fine marzo, bene. E 7 anni almeno che rimanga quella, nient'altro, non chiediamo altro, tanto le ragazze non ce le riportano più indietro, però almeno che si faccia un po' di anni in galera. Dal punto di vista procedurale, sottolineano gli avvocati, non è una sorpresa. Ce lo aspettavamo, anzi era una decisione, sì, è una decisione più corretta, insomma, che potessero prendere oggi, quindi niente, ci si vede il 26 aprile. Tutto qui. Naturalmente le conseguenze in caso di mancata presentazione delle querele non potrebbero poi non riversarsi sulla sentenza in punto pena, ma è una scelta che spetta ovviamente al padre delle minori. Ci sembra già una pena che non è totalmente soddisfacente neanche dal punto di vista penale, ma insomma ci rimettiamo alla valutazione dell'autorità giudiziaria. Nava definisce inaccettabile la proposta di risarcimento di neppure 30.000 euro avanzata dall'assicurazione, annunciando una segnalazione all'ISVAP, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Era scappata di casa 8 mesi fa, facendo perdere le proprie tracce a Castelfranco. Basma, 18enne pakistana di Galliera Veneta, ora è tornata a casa. Era il 31 maggio dello scorso anno quando la 18enne Basma Azfal fece perdere le sue tracce dileguandosi nel nulla dopo essere entrata in un bar della stazione degli autobus di Castelfranco Veneto vicino all'istituto professionale che frequentava. 8 mesi dopo la 18enne pakistana residente a Galliera Veneta è tornata a casa. In questo periodo la giovane non ha mai contattato la famiglia. Sarebbe stata ospitata da alcuni amici dopo essersi allontanata volontariamente da casa. L'allarme della sua scomparsa era stato lanciato via Facebook da un cugino della ragazza. La famiglia vive da anni a Galliera Veneta e in questi mesi non ha mai voluto rilasciare dichiarazioni. Il padre ha parlato solo con i carabinieri, escludendo fin da subito l'ipotesi della fuga per evitare un matrimonio combinato. Anche adesso, dopo il ritorno a casa di Basma, nessuna dichiarazione. I motivi della fuga dunque rimangono un mistero. Sono stati 393 nel 2022 i decessi tra i senza fissa dimora e di questi 40 si sono verificati in Veneto. Lo rende noto l'indagine realizzata dalla Federazione Italiana Organismi per le persone senza dimora, intitolata La strage degli invisibili, a cui hanno partecipato anche gli operatori di strada delle parrocchie trevigiane. Padova, la provincia con il maggior numero di decessi, 9, quindi Treviso e Verona con 8, Venezia 6, Vicenza 4, Rovigo 3 e Belluno 2. 38 gli stranieri, 2 gli italiani con un'età media scesa intorno ai 40 anni. Un caso su 4 è legato a malore. Dall'inizio del 2023 in Italia i morti in strada sono già 54. Presentate questa mattina a Palazzo Balbi, l'ha presentata la nuova app Vivi Veneto, ma per il presidente del Veneto Zaia è stata l'occasione per affrontare altri temi, uno su tutti, quello degli aiuti che il Veneto è pronto a fornire alle popolazioni di Turchia e Siria colpite dal violento terremoto. Siamo vicini al popolo turco, lo siamo con il pensiero che è l'unica cosa che possiamo fare adesso, ma una vicinanza che esprimeremo se ci verrà data la possibilità, inviando volontari e mezzi. Il primo pensiero del presidente del Veneto Zaia durante la conferenza stampa di presentazione di una nuova app che racchiude tutti i servizi erogati dalla regione è andato alle popolazioni colpite dalle scosse di terremoto, la prima stanotte di magnitudo 7.8 sulla scala Richter, la seconda stamattina di 7.5 al confine tra Turchia e Siria. Si tratta di uno dei sismi più devastanti degli ultimi anni e il bilancio ancora provvisorio e drammatico. Migliaia di vittime, centinaia di dispersi, edifici rasi al suolo.
sottosuolo. In pochi minuti la terra si è spostata di 3 metri lungo una faglia di 150 chilometri. La scossa di questa notte è stata seguita da un rischio tsunami lungo le coste del Mediterraneo, allarme arrivato anche in Italia e in Veneto. Io stamattina sentivo i nostri tecnici alle 5:30 di stamattina, che li ho sentiti, c'era anche il pericolo tsunami per noi, perché avevamo una previsione di 1 metro d'acqua su Chioggia, Venezia, che poi fortunatamente si è diradato sempre di più e verso le 7:30, insomma abbiamo chiuso anche questo stato emergenziale. E oggi, a 3 anni esatti dall'inizio delle Olimpiadi invernali del 2026, celebrati con un alzabandiere in contemporanea dalle piazze di Cortina e Milano, non poteva mancare un'analisi di quelli che saranno gli effetti sui territori. Secondo lo studio universitario, i giochi invernali porteranno 1 miliardo di PIL, al quale si aggiungono tutte le opere, ricorda Zaia. Non posso accettare che si dica che le Olimpiadi non portano a nulla ai territori, perché vuol dire anche non saper fare, il dare e l'avere. E sulle polemiche legate ai costi per la realizzazione della pista da bob, il presidente del Veneto ricorda che l'opera rientra nel dossier olimpico. Le spese che lo Stato, non la Regione del Veneto, che lo Stato sosterrà per il bob saranno 100, 120, adesso non ho ben capito. Anche se li andassimo a detrarre dal miliardo ne resterebbero ancora 880. Tra i temi affrontati a margine dell'incontro di Palazzo Balbi, naturalmente quello dell'autonomia. È una rivoluzione dopo la Costituzione del 48, questa è una vera pagina di storia che sarà percepita dai posteri, ha spiegato Zaia. La si finisca di attaccare il progetto di autonomia, perché che sia chiaro che chi attacca l'autonomia a questo punto secondo me attacca il capo dello Stato. Perché non è incostituzionale, e se non è incostituzionale in democrazia vuol dire, a me non risulta che il Quirinale abbia detto che non dà promulga a questo disegno di legge. Ieri l'attacco hacker a migliaia di aziende italiane e straniere, allarme per la privacy. Per gli esperti trevigiani occorre alzare il livello di guardia, milioni di dati a rischio, dicono anche nella Marca. Per il momento non sembra vi siano richieste di riscatto, ma ecco, l'importante è comprendere che non è un'eccezione quello che è accaduto ieri. Non risulterebbero richieste di riscatto né violazioni ai sistemi di sicurezza nazionale, ma l'attacco hacker avvenuto nella giornata di domenica è una ferita aperta al cuore della privacy di tante aziende. Tante di queste, anche sul territorio veneto, potrebbero non essersi ancora rese conto dell'avvenuta violazione. In gergo, a entrare in azione è stato un ransomware, un software malevolo che cripta i file presenti sul computer delle vittime. In realtà vi sono due macro tipologie di ransomware, i crypto, appunto quelli che cifrano i dati e li rendono inaccessibili, e i blocker, cioè quelli che sostanzialmente rendono tout court inaccessibile il dispositivo, a meno appunto di non pagare un riscatto. Non un'eccezione quella avvenuta nel fine settimana, anzi i report ufficiali parlano di un fenomeno in aumento. In Italia dal 2021 attacchi informatici 5.000 in un anno, 2022 13.000, quindi un aumento del 138% che non fa ben sperare per il 2023. Collegata tutta la partita del phishing e delle truffe online, nel mirino grandi aziende e privati cittadini. È importante oggi tornare a parlare di questi temi, soprattutto all'interno delle imprese, dove si nasconde uno straordinario valore di informazioni che debbono essere mantenute riservate. Pensiamo che oggi il mercato dei dati è uno dei mercati più importanti al mondo. Solo in Italia cuba oltre 2 miliardi di euro. Torniamo al caso dei rapporti tra un'associazione filorussa e alcuni esponenti leghisti del Veneto, rilevata da un'inchiesta giornalistica. La protesta monta in Consiglio regionale. Noi chiediamo al Presidente della Giunta regionale, a Zaia, di esprimersi in merito a questi fatti. Abbiamo dei colleghi che hanno commesso dei reati in territorio straniero ed è bene chiarire anche tutte le dinamiche, i finanziamenti di questi viaggi, che cosa è accaduto e cosa si ha in mente di fare in merito. Non molla la presa l'opposizione in Consiglio regionale, anzi per certi versi getta benzina sul fuoco della polemica, quella innescata dall'inchiesta giornalistica internazionale e rilanciata sabato dallo speaker della minoranza Arturo Lorenzoni, secondo cui alcuni leghisti veneti avrebbero ricevuto favori per portare avanti nelle sedi istituzionali un'azione politica a favore dell'invasione russa in Crimea e contro le sanzioni a Mosca, azione culminata nel maggio 2016 con una risoluzione ad hoc a Palazzo Ferrofini, facendo del Veneto
Veneto, la prima regione in Italia e tra le prime in Europa ad adottare un provvedimento del genere. L'inchiesta, basata su migliaia di mail riservate, se da un lato non dimostrerebbe l'effettuazione di pagamenti, dall'altro confermerebbe l'esistenza di un rapporto assiduo tra l'associazione di un parlamentare russo e alcuni esponenti della maggioranza. Su tutti il consigliere regionale Stefano Valdegamberi, che ha già bollato il tutto come balle. A finire nel mirino ora, perlomeno quello politico, tra gli altri anche il senatore leghista Paolo Tosato, il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti, che a sua volta ai nostri microfoni aveva rispedito al mittente ogni accusa, rilevando come in corso ci sia una guerra di propaganda. Ma l'opposizione ora ricorda le visite in Crimea di Valdegamberi e dello stesso Ciambetti, contestandone la natura istituzionale. È un vero e proprio terremoto, sono fatti risalenti ad alcuni anni fa, ma adesso sta emergendo la gravità di questi fatti. Io all'epoca me ne occupai, incontrai anche il console, e questi nostri colleghi consiglieri regionali sono consiglieri che andarono nel territorio ucraino occupato da un esercito straniero, e quindi hanno commesso addirittura dei reati e attualmente sono ancora ricercati dalla giustizia ucraina perché, tra l'altro, recidivi sono tornati in Crimea più di una volta. C'è la pubblicità tra pochissimo. Eccoci in diretta con la politica trevigiana, perché continua a far discutere la presenza del candidato del Partito Democratico alle prossime amministrative a Treviso. Sabato scorso alla presentazione del candidato sindaco del Terzo Polo. Continua poi la polemica a distanza tra gli ex compagni di partito Roberto Grigoletto e Giovanni Tonella. Tonella ha questa abitudine un po' a parlare per slogan e soprattutto a indossare lenti ideologiche. Attenzione, diffidate di quelli che dicono ci sono i politici e basta. Noi siamo contro la delega ai politici. Peraltro a noi non piace la politica dei politici che cambiano casacca e che fanno politica per avere un tornaconto personale e che una volta che non fanno più politica non sanno più cosa fare. Botta e risposta, seppur a distanza, tra ex compagni di partito. Accade anche questo in avvio della campagna elettorale per il sindaco che guiderà Treviso nei prossimi 5 anni. È proprio in questo senso che Tonella conferma la fiducia a Giorgio Denardi, anche dopo le dichiarazioni di sabato scorso alla presentazione del candidato del Terzo Polo. Noi siamo felici della sua disponibilità a impegnarsi per il bene comune e siamo orgogliosi di aver proposto alla nostra comunità una figura che può dare un grande contributo. Perché Denardi è un imprenditore di successo che ha deciso di mettere a disposizione il suo talento a favore dei trevigiani. Ovviamente noi lo vogliamo con un segno di responsabilità sociale, di giustizia, di attenzione al sociale, di attenzione all'ambiente, all'ecologia. Sono tutte caratteristiche che nei contenuti sono presenti in Giorgio Denardi. Peraltro Tonella chiarisce anche la posizione di apertura con la presenza di Denardi e la presentazione di Niccolò Rocco. Non è un tema di confusione. Noi insieme alle altre liste civiche abbiamo cercato un profilo che potesse unire tutto il centrosinistra. Noi pensiamo di avere messo in campo una figura di grande capacità di sintesi che non solo parla all'elettorato di centrosinistra e del Terzo Polo, ma direi di più, che parla a tutto l'elettorato di Treviso, tutto quello che vuole modernizzare. Che, sottolinea Tonella, non vuol dire un manager al posto di un sindaco. Se c'è un imprenditore che una volta avuto un grande successo decide di mettere a disposizione con umiltà la sua esperienza per un'attività politica, laddove tutti i cittadini devono fare politica, secondo il mio punto di vista, è un gran bene che ci sia questo impegno. Nei giorni scorsi siamo stati a Venegazzu, vi abbiamo fatto sentire le richieste dei residenti di via Gasparini per la realizzazione di una pista ciclopedonale perché mette in sicurezza quell'area. Ebbene, il sindaco Guizzo assicura che l'appalto è in arrivo. Siamo sul tratto della pista ciclabile che da Volpago del Montello arriva a Venegazzu, il tratto che è già stato realizzato, ma i cittadini chiedono di più, chiedono che sia realizzata fino in fondo.
qui si ferma, i ciclisti poi attraversano in sicurezza dove c'è la rotonda, dopo la rotonda dove c'è il semaforo, e lì in via Montello viene creata appunto la pista ciclabile in sicurezza e poi va a sboccare in fondo dove c'è la via Gasparini, completamente verso naturalmente verso Montebelluna. Se ne parla da 30 anni, lo dicono i cittadini del comitato, e nessuna delle amministrazioni che si sono succedute ha mai preso in mano la situazione. Via Gasparini è un tratto della Marosticana, strada urbanizzata e molto frequentata che collega Volpago del Montello a Montebelluna. Nel tempo la via è stata spesso teatro di incidenti gravi e ora gli abitanti chiedono a gran voce una soluzione definitiva. Noi vogliamo che sia fatta il più presto possibile per mettere in sicurezza la gente. Non si può correre in questa strada, non si può correre. La cosa importante, i bambini possono andare anche a scuola. Ci sono tanti ragazzi che non vanno con le mamme perché purtroppo hanno la necessità di essere accompagnati, perché diciamo è un rischio. Il sindaco sostiene che la polemica che ne è scaturita non ha senso e il progetto sta per essere realizzato nonostante alcune criticità dovute alla scelta del lato da sviluppare. Nell'ultimo tratto, andando verso Montebelluna, sul lato sinistro, diciamo, è pressoché impossibile per la depressione, perché i fabbricati si trovano 3-4 metri sotto il livello stradale. Andare a realizzare una ciclabile lì che comporterebbe espropriare 3-4 metri di terreno, realizzando un muro chiaramente di contenimento in cemento armato verso i fabbricati, con tutta una serie di problematiche. Il lato destro è quindi quello più probabile e dentro il mese di marzo l'appaltatura dovrebbe essere fatta. Abbiamo fortunatamente già ottenuto un finanziamento di 450.000 euro che sono regionali, 100.000 della provincia e 200 li mette il comune, quindi le risorse ci sono tutte. Bilancio positivo e progetti ambiziosi per l'Istituto Oncologico Veneto, che con le sue 2 sedi di Padova e Castelfranco diventa sempre più riferimento nazionale. Numeri in grande crescita per lo IOV, l'Istituto Oncologico Veneto, già protagonista con la sede di Padova. Da quando è arrivato il centro di Castelfranco, pochi anni fa, c'è stata l'impennata in termini di ricoveri, interventi chirurgici e ricerca. Lo IOV è una struttura sicuramente in crescita su tutta la linea, quindi sia per quanto riguarda i ricoveri, le prestazioni ambulatoriali, gli interventi chirurgici. Per quanto riguarda la ricerca stiamo ottenendo dei risultati direi eccellenti, considerando che è una struttura che nasce nel 2006, trova la sede di Castelfranco nel 2019, di fatto abbastanza consolidata, e quindi è una struttura ancora in crescita. Nel 2022 lo IOV, sempre intendendo complessivamente le 2 sedi di Padova e Castelfranco, ha raggiunto oltre 115.000 pazienti, metà circa dal territorio e l'altra metà dal resto della regione, il 5% da fuori regione e lo 0,7% dall'estero, anche questo un dato in crescita. Le priorità per il 2023 sono chiare. Intanto aumentare l'offerta per i pazienti. Consolidare l'edilizia, che è il nostro grande tema, innovare le tecnologie che sono in parte presenti e in parte da acquisire, poi la costruzione della radioterapia di Castelfranco e la riorganizzazione dell'anatomia patologica e dell'area oncoematologica e ematologica di Castelfranco. Altro tema cruciale è quello degli investimenti, ben 55 milioni tra edilizia e tecnologia, senza mai trascurare Castelfranco rispetto a Padova, visto che nella struttura trevigiana sono in programma, ad esempio nella tecnologia, investimenti per quasi 7 milioni di euro. E adesso le notizie dal Bellunese. In primo piano gli aggiornamenti sulla morte di Igor Schiocchet, l'imprenditore di Trichiana morto martedì scorso precipitando con il suo elicottero sul greto del Meduna nel comune pordenonese di Sequals. Oggi è stata eseguita l'autopsia sul corpo del 45enne che non avrebbe rilevato elementi particolari riferibili a un possibile malore del pilota prima della caduta fatale. Il medico legale Antonello Cirnelli si è riservato di consegnare i risultati entro 60 giorni. Sarà dunque una perizia sui resti del velivolo a chiarire le cause dell'incidente aereo, sul quale indagano, oltre alla Procura di Pordenone, anche l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo.
Ieri primo pranzo all'ex asilo Cairoli di Belluno per i 42 rifugiati ucraini che resteranno in città. Il gruppo, ospitato da marzo nell'ex caserma dei Vigili del Fuoco, è stato trasferito nella struttura di via Piave, dove gli operai comunali e i volontari della protezione civile sono intervenuti per adattare gli spazi e renderli idonei all'accoglienza di nuclei familiari con bambini. Stamattina siamo andati a visitare la nuova sede. Siamo davanti alla scuola materna Cairoli di Belluno, dove da ieri pomeriggio sono stati trasferiti i profughi rifugiati ucraini che erano ospitati dall'anno scorso nella ex caserma dei Vigili del Fuoco. A fianco a me l'assessore Franco Roccon. Assessore, ci porta all'interno dell'asilo per vedere cosa avete fatto per poter ospitare questi ucraini. Ma è stato fatto un lavoro davvero importante dai nostri dipendenti comunali. Tutti si sono messi, diciamo, pancia a terra, come si dice, per dare il meglio a questi nostri ospiti. La nuova casa dei rifugiati ucraini si trova a pochi passi da Piazza Duomo e si affaccia sul Piave. Entriamo, venite con me a vedere un po' questo lavoro importante che abbiamo fatto. Buongiorno. Buongiorno. Questo è l'ingresso, la reception, diciamo per dare modo di registrare le entrate e le uscite di questi nostri ospiti. Poi li abbiamo collocati su tutti e tre i piani più un attico che sta sopra. Abbiamo ovviamente montato tutti i letti, fatto tutte le cose che dovevano essere fatte, portando giù anche i propri effetti personali, insomma distinti persona per persona nei 47 che abbiamo collocato, più una che è anche in ospedale. 11 mezzi sono stati utilizzati per il trasloco, che si è concluso ieri pomeriggio alle 15, facce sorridenti tra le mamme e i loro bambini. Possiamo dire che questa struttura sembra più una casa. Lo è, per certi versi ieri erano davvero contenti. La cosa migliore che abbiamo potuto vedere anche con il sindaco è che quando sono arrivati la prima cosa che i bimbi hanno fatto sono andati a giocare con i vecchi giochi dell'asilo nella sabbiera, e questo è stato motivo anche di soddisfazione. Un lavoro di aggregazione e di solidarietà assieme agli operai comunali, i volontari della protezione civile coordinati dall'assessora Lorenza De Cunovic, tutto in pochissimo tempo. I nostri operai in una settimana hanno messo giù le docce, i bagni, sistemato i lavandini, fatto le pulizie, insomma un grande lavoro di solidarietà. Io davvero ringrazio poi tutti. Lavoro irregolare nelle attività di ristorazione bellunesi è quanto hanno scoperto i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro del Comando Provinciale, che hanno eseguito una serie di controlli nei locali pubblici, in particolare in un hotel-ristorante che si affaccia sulla 51 di Alemagna, tra Ponte nelle Alpi e Longarone. Sono stati trovati 2 lavoratori privi di regolare assunzione. Per il titolare è scattato il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale. Il legale rappresentante della struttura dovrà rispondere all'autorità giudiziaria anche per le violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'omessa applicazione del documento di valutazione dei rischi. Sono state inoltre riscontrate irregolarità per la mancata applicazione del piano di autocontrollo e la non conformità igienico-sanitaria sul piano strutturale. Complessivamente sono state applicate sanzioni e ammende per 15.000 euro. I controlli eseguiti con la collaborazione dei militari del NAS di Treviso proseguiranno nei prossimi giorni. È tornato con tutta la sua energia Mido, l'evento internazionale più importante del settore dell'occhialeria, che per 3 giorni ha catalizzato l'attenzione nei padiglioni della fiera di Milano Ro. La prima Mido senza Leonardo Del Vecchio è segnata dall'annuncio shock della chiusura dello storico stabilimento Safilo di Longarone. Numeri davvero importanti e un clima da livello pre-pandemia per la mostra internazionale dell'occhialeria, che per 3 giorni ha richiamato migliaia di addetti ai lavori nei padiglioni della fiera Milano Ro. Mido numero 51, la rinascita, si potrebbe sintetizzare così: il risultato dell'evento irrinunciabile per il settore manifatturiero, legato soprattutto alla provincia di Belluno e al Veneto. La partecipazione è stata importantissima, più di 26.000 persone che hanno fatto l'accredito alla fiera, per cui direi che finalmente siamo fuori degli ultimi 3 anni che sono stati particolarmente difficili, non solo per il mondo dell'occhialeria ma per tutti gli imprenditori.
Aria di rilancio del settore, quest'anno orfano di Leonardo Del Vecchio, scomparso lo scorso mese di giugno, che ha fatto grande la storia di Mido. Oltre 1000 metri quadrati l'area del gruppo Luxottica e di tutte le società ad essa collegate, senza scordare le piccole aziende artigiane. Se c'è positività in queste fiere qui, dopo si ripercuote nel lavoro che spetta alle aziende, soprattutto per quanto riguarda l'export. Che resta il settore trainante del comparto. Mido è stata certamente segnata dall'annuncio della chiusura dello storico stabilimento bellunese di Safilo, anche se non una parola si è letta nelle note, nei discorsi ufficiali, il che, a ben vedere, ha fatto alzare il sopracciglio a più di qualcuno a 2 giorni dalla grande manifestazione per il lavoro che mobiliterà le maestranze e i sindacati a Longarone. Caro benzina e pedaggi, oltre 2 milioni di euro di rincari per l'autotrasporto bellunese. La preoccupazione di Appia CNA Belluno, colpo mortale per le piccole e medie imprese del territorio, dice il presidente Sposato. Noi abbiamo stimato circa in 10.000 euro all'anno la maggiore incidenza dei costi del carburante, e quindi su un'azienda piccola si fa sentire, è molto pesante. Maggiori costi per ogni singolo mezzo pari a circa 10.000 euro, caro carburanti e aumento dei pedaggi autostradali, il colpo di grazia per il settore dell'autotrasporto bellunese. In provincia sono un centinaio le aziende associate ad Appia CNA e il grido d'allarme arriva dal presidente Massimo Sposato. Circa 2 milioni di euro abbiamo previsto di incremento l'anno scorso rispetto all'anno precedente. È un aumento che poi va per forza ribaltato al cliente, ma questo va a incidere su tutta la catena e crea difficoltà poi a stare all'interno dei prezzi, anche in concorrenza a altri competitor fuori Italia che possono offrire dei prezzi diversi. I rincari diffusi si distribuiscono sulla catena della fornitura e a farne le spese sono i clienti che, obtorto collo, si sono visti aumentare il costo dei servizi. Impossibile fare altrimenti, spiega Sposato, che parla di una situazione che rischia di trasformarsi in un colpo mortale per le piccole e medie imprese. Se non si interviene con una verifica costante dei prezzi medi alla pompa e non si cerca di equiparare il prezzo dell'Italia rispetto alla media europea, il problema sarà sempre più complicato da risolvere. Da un lato urge un intervento sulle accise, dall'altro sui pedaggi autostradali, più 2% l'aumento sulla A27 dal 1 gennaio 2023, a cui si sommerà un altro più 1,34% a partire dal prossimo mese di luglio. Chi ha un'azienda piccola chiaramente dovrà andare a ridurre i propri margini di guadagno per poter essere competitivo. Io immagino che un'azienda più grande abbia necessità di contenere i costi andando a tagliare qualche altro servizio. È davvero tutto per questa edizione dei nostri telegiornali. Vi lascio come di consueto le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Venti gelidi dalla Russia investono l'Italia. Tempo buono, ma i valori termici crolleranno ovunque. Insomma, inizia una fase di freddo intenso. Il dettaglio di martedì 7 febbraio. Sul Veneto l'alta pressione ci regalerà una giornata ampiamente soleggiata. Il cielo si presenterà sereno e limpido dappertutto. Non sono attese piogge. Venti per lo più moderati dai quadranti orientali. Temperature in sensibile calo, soprattutto nei valori minimi, che saranno sotto zero praticamente ovunque. Massime invece comprese tra i 3 e i 5 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui bel tempo con cielo sereno e ottima visibilità. Gelate estese su tutta la regione. Temperature minime intorno ai meno 5 e meno 3 gradi, massime sui 5-6 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui tanto sole ovunque, cielo sgombro da nubi ovunque. Temperature minime sui meno 4 gradi, massime intorno ai 6 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.
busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, a Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.